Partiti i lavori per la ricostruzione della provinciale 227, consegnato alle ditte appaltatrici il cantiere. L'intervento verrà portato avanti in contemporanea su terra e in mare. Operativa all'interno del teatrino di Portofino, un'aula telematica. In caso di mare mosso, i 6 alunni che abitano nel borgo potranno seguire le lezioni senza spostarsi con il battello a Santa Margherita Ligure. Inaugurati 9 alloggi di edilizia sociale e residenziale realizzati dal Villaggio del Ragazzo al centro Chiarella di Chiavari. Una risposta a un bisogno di assistenza quadruplicato in 3 anni. Il dolore del Papa per un naufragi del Mediterraneo, cercavano solo un futuro per la loro vita. È il tema dell'immigrazione e dell'accoglienza. Questa sera in Direttamente Su. All'Angelus Francesco ha esortato i cristiani ad ascoltare e mettere in pratica la parola del Signore, come insegna Maria, riconoscendo tutti i giorni la sua presenza. Commemorate a Coreglia le vittime della deportazione partite dal campo di concentramento 52. In segno di ricordo sono stati prelevati 20 pugni di terra che saranno portati ad Auschwitz. Iniziato il Tour de Force sardo per la Virtus Entella, battuta all'Arzachena 4-1, mercoledì il recupero sul campo dell'Olbia. In Serie D il pareggio a 6 reti tra Sessi Levante e Lavagnese. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. È stato consegnato oggi il cantiere per il ripristino della strada 227 che va da Santa Margherita Ligure a Portofino, interrotta dalla mareggiata di fine ottobre. Sarà aperta al traffico a senso unico alternato entro il ponte di Pasqua e poi in entrambi i sensi per quanto riguarda la stagione estiva. A vincere l'appalto un pool di aziende del territorio avente come capogruppo la SAS Traversone di Rezzo Aglio. La consegna del cantiere è avvenuta oggi alla presenza del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Gli operai dell'Associazione Temporanea di Imprese, capitanati dalla Traversone di Rezzo Aglio, lavoreranno in contemporanea su più punti. A terra, consolidando quella che ritornerà ad essere la sede stradale, via mare con i sub e con il pontone che depositerà i massi ciclopici a difesa del litorale. È stato consegnato ufficialmente il cantiere per la ricostruzione della provinciale 227 di Portofino. La strada è stata finanziata con uno stanziamento diretto di Regione Liguria pari a 1,5 milioni di euro, a cui si aggiungono i fondi emergenziali sempre del valore di 1,5 milioni di euro per un totale di 3 milioni di euro. Oggi consegniamo un cantiere che io immagino finirà la strada come previsto prima dei ponte pasquale del 25 aprile e del 1 maggio, anzi oggi siamo un po' più ottimisti anche se non si dovrebbe dire, contiamo di chiuderla anche prima almeno a senso unico alternato. Credo che sia un bel esempio di collaborazione tra i sindaci del comprensorio, la regione e la città metropolitana, un ottimo esempio di efficienza e di utilizzo dei soldi pubblici. Durante l'orario di apertura del cantiere la passerella resterà chiusa per riaprire il tardo pomeriggio e in una breve finestra temporale intorno a mezzogiorno. L'area è stato oggetto in queste settimane di un lavoro di preparazione da parte della città metropolitana di Genova. Dopo il sopralluogo nella zona di Paraggi, il presidente della regione si è spostato a Rapallo, dove anche qui è stato fatto il punto sui tempi del ripristino del litorale. Entro febbraio i proprietari armatori avranno rimosso dal golfo tutte le imbarcazioni, dopodiché d'accordo con la protezione civile e col ministro dell'ambiente che abbiamo incontrato settimana scorsa cominceranno le opere di ripulitura del fondale da tutti i relitti non classificati come proprietà di qualcuno e poi del livellamento delle spiagge in modo da essere pronti per la stagione balneare. Per quanto riguarda il porto sta presentando in queste ore la società concessionaria a cui spetta i lavori un piano di recupero delle imbarcazioni affondate, dopodiché anche il porto che è privato e quindi dovrà essere aggiustato con soldi privati e potrà cominciare la sua opera di recupero. Nel frattempo a Portofino è partito il servizio di scuola telematica per gli alunni del borgo. I 6 studenti, 2 delle medie inferiori e 4 della scuola elementare, potranno seguire le lezioni delle loro classe dell'Istituto Comprensorio di Santa Margherita Ligure via Skype, anche quando le condizioni del mare non consentiranno lo spostamento in battello. Questo grazie a un'aula telematica allestita all'interno del teatrino. Questa mattina la prima lezione, vediamo. Grazie. Volevamo ringraziarvi, siamo qua tutti nel teatrino e ci tenevamo a ringraziarvi.
visto che la tecnologia c'è, abbiamo pensato di sfruttarla pieno e quindi di creare questa classe telematica che è di fatto un qualche cosa di innovativo, ed è stato possibile questo progetto con il contributo del MIUR. Noi avevamo aperto con il MIUR il canale dell'emergenza dopo la vicenda di Ponte Morandi, e grazie a quei fondi e a questo dialogo efficiente e aperto siamo riusciti a presentare un progetto, quindi la scuola di Santa Margherita, che poi è la scuola terminale di questi bimbi, il comune di Portofino, quelli di Santa Margherita sono stati molto attivi. Credo che abbiamo regalato ai bambini un servizio in più. Chissà che in futuro Portofino non possa riavere una sua scuola. Qui diceva il sindaco che da una disgrazia non possa nascere invece, chi può dirlo, qualcosa di innovativo per questo paese. Questo è un percorso diverso, più complesso, sarà il territorio a esprimere le proprie esigenze e Regione Liguria come sempre a filtrarle nel piano regionale scolastico che poi deve vagliare. Siamo aperti al dialogo e credo che l'abbiamo dimostrato su tutti i territori con precisione e stando attenti ovviamente a tutti gli equilibri. Oggi hanno fatto la prima lezione, sono molto contento anche da portofinese perché l'ultima lezione che si è svolta a Portofino io ero alunno, era 30 anni fa, più di 30 anni fa. Allora vedere queste cose qui fanno anche pensare che nelle disgrazie a volte, chissà, un domani poter riavere di nuovo l'asilo e le nostre scuole qua a Portofino. Ci lavoreremo col cuore, la tecnologia può aiutare anche a avere dei costi minori con un insegnante, con i PC come è stato realizzato oggi. Chissà che un domani questa mareggiata non abbia lasciato dentro di noi anche delle idee per migliorare la vita di tutti i ragazzi e vedere Portofino di nuovo come desiderei io, come desiderano tutti i portofinesi, ricca di bambine e piena di persone. Ulteriore deciso calo delle temperature atteso mercoledì con possibili precipitazioni a carattere nevoso nelle zone interne e non. È escluso per le precipitazioni possano assumere carattere nevoso a quote basse anche sulle zone costiere, in particolare sul centro-ponente della regione. Lo prevede il bollettino dell'ARPAL Liguria che segnala intanto per oggi e domani mattina venti settentrionali forti su tutte le zone con raffiche da 60 a 80 km/h sui crinali e sulle valli esposte. Sono passati da 146 nel 2015 a 658 nel 2018, aumentando di oltre 4 volte i casi di persone appartenenti alle fasce deboli seguite dai servizi sociali del distretto di Chiavari. I problemi riguardano l'impossibilità di pagare un affitto per la perdita del lavoro, separazioni, problemi di salute. Una prima risposta a un bisogno di sostegno sempre più frequente sono i 9 alloggi che il Villaggio del Ragazzo, con la stretta collaborazione della Regione e del Comune, ha realizzato all'ultimo piano del centro Franco Chiarella a San Pier di Canne. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione e noi eravamo presenti. Speriamo che ogni passo in avanti ci inviti a compierne altri. Un passo importante, ma di un cammino che non si deve fermare per dare risposte concrete a chi è nel bisogno e cerca punti di appoggio per la propria vita. È l'auspicio che il vescovo diocesano ha lasciato in consegna alle numerose autorità presenti al taglio del nastro dei 9 alloggi di edilizia residenziale sociale inaugurati al centro Franco Chiarella di Chiavari. Un progetto partito nel 2014 che arriva a compimento nel segno della continuità. A farlo partire prima e completarlo poi amministrazioni di colore politico diverso sia in regione che in comune a Chiavari. Un percorso tra le istituzioni di grande collaborazione e anche di chi fa per passione, con professionalità, questo lavoro di assistenza delle nostre categorie più deboli. Le giornate come oggi ci ricordano poi dai numeri che vediamo che il nostro Paese resta in una situazione di difficoltà, che le persone che hanno bisogni sono molte, che le persone hanno bisogni diversi e vanno ovviamente fornite risposte diverse per tutto questo. Gestita dal Villaggio del Ragazzo, la struttura è stata realizzata riqualificando completamente l'ultimo piano dell'edificio che ospita il dormitorio cittadino e la comunità terapeutica. Bonificato l'amianto, sono stati rifatti completamente gli interni, gli infissi e le coperture sulle quali sono stati installati pannelli fotovoltaici. 1.250.000 euro i fondi che sono stati spesi per i lavori, 500.000 li ha messi la Regione, 600.000 al Comune di Chiavari, 150.000 al Villaggio del Ragazzo. La prosecuzione del cantiere vedrà adesso a breve la realizzazione di una palestra e di una serie di parcheggi. I fruitori degli appartamenti saranno soggetti in situazione di disagio economico e sociale individuati dai servizi sociali. Secondo una convenzione che è già stata stipulata ma che va perfezionata e rivista, quindi non sarà immediato questa cosa perché c'è ancora del lavoro da fare. Quando si vedranno i primi utenti di questo servizio?
primi utenti, in base ai servizi sociali e alle richieste, verranno stillati, penso, nei prossimi mesi. Si tratta, adesso oggi ne avremo, presumo, solo uno arredato, altri 8 dovranno essere arredati completamente. Stiamo facendo gli ultimi pagamenti anche con Filse, per cui nei prossimi mesi saranno proprio al 100% operativi. Incidente mortale questa mattina in Ansaldo Energia. Un operaio 42enne della ditta esterna Geco sarebbe stato colpito da un pezzo di materiale caduto da una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 nel piazzale interno di Ansaldo Energia. L'azienda si trova a ridosso dell'area interessata al crollo del ponte Morandi. I sindacati e le RSU hanno proclamato 8 ore di sciopero immediato. L'operaio sarebbe deceduto sul colpo, era sposato, padre di 2 figli di 6 e 11 anni. La tragedia del Mediterraneo, la morte di 170 persone che cercavano nella fuga dal loro paese una salvezza, è uno dei dolori portati nel cuore da Papa Francesco, che ieri mattina all'Angelus ha rivolto un pensiero alle vittime e ai responsabili di questo fatto. Il bilancio dei naufragi nel Mediterraneo è infatti salito a 170, 117 le vittime in quello a largo della Libia, tra cui donne e bambini, e 53 morti nel mare di Alboran, tra Spagna e Marocco. Pochi sopravvissuti, soccorsi e trasferiti sull'isola italiana di Lampedusa oppure in Marocco. Il Papa ha chiesto la preghiera dei fedeli all'Angelus, ricordando anche i tragici fatti avvenuti in Colombia. Vediamo. Cari fratelli e sorelle, oggi ho 2 dolori nel cuore. Colombia e il Mediterraneo. Desidero assicurare la mia vicinanza al popolo colombiano dopo il grave attacco terroristico di giovedì scorso alla Scuola Nazionale della Polizia. Prego per le vittime e per i loro familiari e continuo a pregare per il cammino di pace in Colombia. Penso alle 170 vittime naufragi nel Mediterraneo. Cercavano futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al tema dell'immigrazione e dell'accoglienza sarà dedicata la trasmissione Direttamente Su, che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:10 in diretta su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Prima della preghiera mariana il Papa aveva commentato il Vangelo domenicale delle nozze di Cana, esortando tutta la Chiesa ad ascoltare e mettere in pratica le parole del Signore come chiesto da Maria. Sentiamo la sintesi curata da Radio Vaticana. Aprirci pienamente a Gesù riconoscendo nella vita di tutti i giorni i segni della sua presenza vivificante. Riflettendo sul brano evangelico di Giovanni, le nozze di Cana, il Papa all'Angelus fa notare come alla festa di un matrimonio abbiano inizio i segni compiuti da Gesù. L'acqua che diventa vino è il primo dei miracoli fatti per rivelare l'amore del Padre. Oggi come allora, riflette il Papa, le parole di Maria ai servitori qualsiasi cosa vi dica fatela sono una preziosa eredità che la nostra madre ci ha lasciato. Quando siamo in situazioni difficili, quando avvengono problemi che noi non sappiamo come risolvere, quando sentiamo tante volte ansia e angoscia, quando ci manca la gioia, andare dalla Madonna e dire non abbiamo vino, è finito il vino, guarda come sto. Guarda il mio cuore, guarda la mia anima. Dire alla madre. E lei andrà da Gesù a dire guarda questo, guarda questa, non ha vino. E poi tornerà da noi
e ci dirà: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questa mattina al campo di concentramento numero 52 di Coreglia Ligure sono state commemorate le vittime della deportazione, partite da lì il 21 gennaio del 1944. Come ogni anno l'iniziativa ha coinvolto i giovani studenti del territorio. Simbolico il gesto compiuto dai ragazzi del Marsano che hanno raccolto 20 pugni di terra, uno per ciascuno dei deportati, li hanno posti in una scatola che sarà spedita ad Auschwitz. Vediamo. In questo lembo di terra al confine tra Coreglia Ligure e San Colombano Certenoli sorgeva il campo di concentramento numero 52. Qui erano prigionieri gli ebrei arrestati in provincia di Genova, in tutto 42. Per 20 di loro, il 21 gennaio 1944 iniziava il viaggio senza ritorno verso il campo di sterminio di Auschwitz. A memoria futura, in questo luogo, ad ogni anniversario sono stati posti dei segni di questa tragica pagina di storia. Noi avevamo cancellato che in Piazza Roma, Chiavari, in Via delle Vecchie Mura, Chiavari, che in molte delle strade di Chiavari vivevano famiglie che sono state strappate dalle loro case, portate qua e da qua portati verso Auschwitz. E la parola terra, la nostra terra, oggi acquista davvero un significato straordinario. Gli studenti del Marsano hanno voluto fare un atto simbolico, hanno raccolto 20 pugni di terra che sarà portata ad Auschwitz e portata su quella terra che custodisce le ceneri dei deportati da Calvari. Anche gli studenti dell'Istituto Caboto di Chiavari sono stati coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione su questo tema. Per il secondo anno consecutivo abbiamo aderito all'iniziativa della Fondazione Irlandese per il ricordo dell'Olocausto, che sponsorizza i crocus gialli, un particolare tipo di bulbo che ricorda chiaramente il colore della stella gialla di Davide che portavano sugli abiti nel lager tedeschi, e quindi i nostri ragazzi hanno realizzato un manifatto di legno. Dentro abbiamo piantato i bulbi di crocus che successivamente dovranno spuntare e abbiamo messo una targa del Caboto al ricordo dell'iniziativa. I giovani, per età e contesto sociale molto lontani da questi eventi, si dimostrano sensibili ed attenti sui temi delle discriminazioni razziali, un germoglio di speranza per chi quelle ferite le porta ancora nel cuore. Probabilmente vengono a conoscenza di questi fatti per la prima volta nella loro vita e essendo loro ragazzi, avendo davanti a loro un futuro, il fatto di ricordare, che per noi vuol dire ricordare, per loro vuol dire costruire un futuro diverso, per cui la memoria non ha solo un valore di ricordo, ma ha il valore di avere delle prospettive diverse per il futuro. Si è chiusa ieri l'edizione 2019 della Fiera di Sant'Antonio a Chiavari, oltre 60.000 le presenze stimate nei 2 giorni della manifestazione che ha invaso il centro città con 500 bancarelle. Soddisfazione per il buon esito viene espressa da Confesercenti Liguria, che ringrazia l'amministrazione comunale per la collaborazione. I risultati sia dal punto di vista organizzativo, commerciale, di immagine sono stati positivi, dalla gestione delle singole problematiche dei banchi alle aree di parcheggio supplementari che vengono allestite in occasione della manifestazione. Questo il commento di Roberto Zattini, presidente di ANVA Confesercenti Provinciale di Genova. Sarà necessario lavorare ancora per armonizzarsi integralmente alla normativa e superare una serie di problemi tecnici e pratici non di poco conto, aggiunge Daniele Mignacca, referente ANVA Tigullio. Per esempio la strutturazione di un impianto elettrico a servizio di tutti e 520 banchi e anche il miglioramento ulteriore della collocazione dei banchi, perché ovviamente alcune nuove aree come via San Francesco non hanno avuto lo stesso passeggio dei percorsi principali e noti alla gente. Dobbiamo cercare di valorizzare al massimo le nostre imprese e la città, idem per la Fiera del 2 luglio, per la quale sia a disposizione da subito per lavorare insieme all'amministrazione, così come appunto per l'edizione 2020 della futura Fiera di Sant'Antonio. Nel 6° anniversario dalla partenza per il paradiso di Don Giancarlo Crovetto, gli amici del sacerdote si incontreranno domani, martedì 22 gennaio, in seminario a Chiavari per un momento di condivisione e di preghiera. Alle 18:30 nella cappella del seminario la Santa Messa seguirà un'apericena nel salone. E ora vediamo insieme la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani.
Appuntamenti in agenda per martedì 22 gennaio. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento. Sempre a Chiavari, a Palazzo Rocca, dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico. Su prenotazione sarà possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. All'Ente Forma di Chiavari dalle 14 alle 17 ultimo Open Day dedicato alle famiglie e ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della formazione professionale. Sarà l'occasione per conoscere meglio il percorso triennale per operatore di impianti termoidraulici e per effettuare visite guidate alle aule e ai diversi laboratori. Nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo, nella sede di Villa Queirolo, alle 16 si svolgerà la conferenza di Matteo Capurro dal titolo Donatello, il paradigma di Maddalena. Per il 14° corso di cultura genovese, con inizio alle 16:30 nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari, incontro con Raffaele Ciccarelli che parlerà sul tema Il pericolo veniva dal mare, incursioni saracene nel Levante. Sul palco del Teatro Sociale di Camogli, alle 21 la compagnia del Teatro del Liceo Marconi del Pino di Chiavari porterà in scena lo spettacolo Io mi chiamavo. Alle 21 al Teatro Comunale di Sori verrà proiettato il film di Luca Guardabascio, Andrea Doria, I passeggeri sono in salvo. Sarà presente il regista che dialogherà con il giornalista Renzo Parodi. Torniamo in studio. Un altro giovane del gruppo di volontari e tirocinanti che hanno collaborato con la nostra redazione si è brillantemente laureato quest'oggi. Si tratta di Francesca Caporello, che questa mattina all'Università di Genova è diventata dottoressa in informazione e editoria nel corso di laurea in scienze politiche con votazione 110. Francesca ha presentato e discusso la tesi sull'argomento immigrazione, la stampa italiana tra interculturale e multiculturale per una comunicazione positiva. A Francesca le felicitazioni da parte di tutto lo staff di Teleradio Pace. Passiamo ora allo sport, calcio, Lega Pro netta, vittoria della Virtus Entella Chiavari nel campo dell'Arzachena. Nella 22esima giornata del campionato di Lega Pro i biancocelesti hanno battuto per 4-1 gli avversari con una doppietta di Mancosu, Areta al 14esimo e al 45esimo, Mota Carvaglio al 40esimo e autorete di Baldan al 69esimo. A nulla è valso il temporaneo pareggio di Ceccone al 31esimo. Virtus Entella che si porta a 33 punti in classifica e che resterà ancora in Sardegna in questi giorni perché disputerà la prossima gara, un recupero, mercoledì alle 14:30 contro l'Olbia. Le interviste del post partita. Una trasferta difficile contro una squadra che ha giocato molto aggressiva, molto sulle seconde palle, ci ha reso la vita veramente complicata in un campo proibitivo, tra virgolette, perché comunque è un campo che non ti fa giocare in maniera fluida, ma lo sapevamo, quindi abbiamo fatto una partita molto aggressiva, ribattendo colpo su colpo. Abbiamo molto lavorato sulle seconde palle, sulla verticalizzazione immediata e loro lì hanno sofferto un po', ma dopo il vantaggio hanno ripreso la partita e quindi abbiamo dovuto ricominciare un po' il tutto. Siamo stati poi molto bravi, ripeto, spesso a verticalizzare, ad essere molto aggressivi un po' come loro. Poi fino al primo tempo la partita si è messa bene, nel secondo abbiamo gestito molte situazioni, anche se loro spesso su palla lunga ci hanno messo un po' in difficoltà. E poi l'autorete del 4-1 ha chiuso definitivamente la partita, ma non è stata una partita facile sicuramente. Siamo contenti di questa vittoria, sicuramente è un campo difficile, sono contento per l'esordio con i 2 gol, dovevamo solo prendere 3 punti in questo campo perché credo che tante squadre abbiano problemi da qui alla fine del campionato. L'Arzachena è una squadra che non molla mai, si è visto soprattutto nel primo tempo, poi i 2 gol a fine primo tempo magari li ha un po' destabilizzati, però credo che abbia le carte in regola per lottare per la salvezza fino alla fine. Abbiamo altri 3 giorni qua in Gallura e ci alleneremo sicuramente perché dobbiamo dare continuità a questi risultati. Questa vittoria, se ne seguirebbe un'altra, sarebbe veramente un bel bottino per noi e tornare a Chiavari con 6 punti in tasca non sarebbe male. Conosci bene molti giocatori dell'Olbia, qual è la valutazione della squadra bianca? Ma l'Olbia è una buona squadra, anche loro sono impelagati nelle zone basse della classifica, però hanno giocatori di tutto rispetto, quindi sarà una partita dura e speriamo di portarla a casa.
Passiamo al calcio dei dilettanti, Serie D, 6 reti nel derby del Tigullio che proponeva la 20ª giornata del campionato del Girone A, Sessi Levante Lavagnese, finita con il risultato di 3-3 con i corsari in vantaggio riagguantati dai bianconeri. Le reti all'8° minuto di gioco in vantaggio ai padroni di casa con Croci, raddoppio al 14° che ha portato la firma di Melli. Prima dello scadere del primo tempo, al 23° Basso ha accorciato le distanze per la Lavagnese. Le due squadre vanno negli spogliatoi col parziale di 2-1 per il Sessi Levante. Nella ripresa è ancora Croci che sigla la terza rete corsara all'8° del secondo tempo. La reazione lavagnese però arriva al 15° della ripresa con la rete di Purro e al 37° Neto sigla il definitivo 3-3. Un punto a testa per Lavagnese e Sestri che vanno rispettivamente a 25 e 23 punti in classifica. Nella prossima del campionato il Sessi Levante ospiterà la Folgore Caratese, mentre la Lavagnese sarà in trasferta sul campo del Milano City. Passiamo alla pallanuoto, campionato di Serie 1 femminile. Nella 9ª giornata le ragazze della Rapallo Pallanuoto hanno battuto il Calli NC Milano 16-7, giallo-blu sempre in vantaggio in tutti e 4 i tempi parziali. Circa 150 gli spettatori presenti alla piscina del Poggiolino. La Rapallo Pallanuoto chiude il girone di andata al secondo posto in classifica del campionato di A1 femminile. E campionato di Serie A2, vittoria rotonda per il Lavagna 90, chiamata ad affrontare la trasferta nella vasca del Civitavecchia. Partita finita 12-8 per i lavagnesi che si portano a 12 punti in classifica. Campionato invece Serie B maschile, nella seconda giornata del girone 1 si registra la sconfitta del Chiavari e la vittoria del Rapallo. Chiavaresi impegnati nella vasca dell'Erici Sport sono stati battuti dai padroni di casa per 8-6. A penalizzare la squadra verde-blu, la prima frazione finita 4-1 per gli avversari. La Rapallo Nuoto invece ospitava il CN Sestri, partita disputata nella piscina comunale di Camogli, finita 6-3. Rapallo raggiunge 4 punti in classifica dopo il pareggio della scorsa settimana nel derby del Tigullio con la Chiavari Nuoto, che invece resta a quota 1. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, rinnovato a domani alle 12:45 col TG13. Grazie per la vostra cortese attenzione, una buona serata a tutti e arrivederci.